Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Buonasera a tutti, buona domenica e bentornati in diretta speciale Beranu Cup 2026, ovvero il torneo organizzato dalla FINS, dalla Nazionale Sarda Under 16, che vedrà impegnati i ragazzi di mister Vittorio Pugeddu i prossimi 5, 6 e 7 giugno a Villacidro, Sardegna, che giocherà contro Corsica e contro Capoverde Diaspora. Siamo qua per conoscere in anteprima i convocati di mister Pugeddu, che è il primo che faccio entrare, quindi ciao mister, ben ritrovato. Buonasera a voi, grazie della possibilità di questo collegamento per parlare un po' di questo torneo contro la Corsica e Capoverde e per dare i convocati in diretta. Esatto, e a breve daremo anche i 18 convocati, ma prima bisogna collegarsi con Gabrielli e Giovanni Cossu, rispettivamente presidente della FINS e testimonial di questa Beranu Cup 2026. Buonasera signori. Buonasera e ben agattauso. Grazie. Come stiamo? Un po' emozionati. Vabbè, è normale. È normale che sia così, è normale che sia così, assolutamente. Va bene, Gabrielli, prima di andare a leggere i convocati, diciamo due cose al volo su questa Beranu Cup 2026. Vabbè, partendo dal presupposto che tutto questo che è nato dal 2018 sta proseguendo un suo cammino di dare visibilità alla Sardegna, alla sua cultura, al principio di nazione, che ci stavamo dicendo poc'anzi come terminologia che spesso non conosciamo perché non c'è stata divulgata, e grazie allo sport riusciamo a dargli il giusto valore alla Sardegna. Quindi in questo cammino abbiamo trovato il primo grande gladiatore, che lasciatemi di nuovo ringraziare Vittorio, perché la Sardegna ne ha tanti, ma che sposano poi progetti del genere appieno, a tutto tondo, e ci si mettono anima e corpo, ce ne sono veramente pochi, e averli noi in casa non mi fa che onore per il progetto, non tanto per la persona che venga sposato così, oltre a Gianfranco Matteoli, Massimo Meloni e Giovanni Fonnesu, che dalla nascita fa parte del progetto, giusto? Sì. E quindi ci troviamo a fare il primo torneo internazionale, perché in passato abbiamo iniziato a fare dei trofei con squadre singole, che era più una messa in moto, che non è poco per un progetto del genere, che ha visto anche giocatori di primissimo livello, a puntare adesso sui giovani, che secondo noi è un buon momento per poterlo fare e per poter costruire anche la futura nazionale dei grandi, perché non ti anticipo nulla, ma ci sono in riservo tra un paio d'anni dei tornei riconosciuti UEFA dove potremmo partecipare, e perché no dare spazi ai ragazzi che adesso vediamo sedicenni che partecipano in prima squadra in questo periodo o che hanno anche solo stati selezionati
abbiamo già una bella rosa di ragazzi che potrebbe far ben figurare la Sardegna, sportivamente e non. Assolutamente. Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare a leggere i tuoi convocati? Sì, guarda, allora, innanzitutto volevamo ringraziare i comuni, i 3 comuni che ci hanno dato, che ci hanno aiutato Mogolo per la prima convocazione di questi ragazzi, Paoli Latino per la seconda e il comune di Villacidro che poi dove si svolgerà tutto il torneo, in primis il sindaco e poi l'assessore allo sport Marco Erbì con tutto lo staff del comune. Volevamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno dato una grande mano perché sono stati gentilissimi, ci hanno aiutato in tanti paesi, Guspini, Villacidro, tanto, Buggero, insomma tanti paesi che hanno preso a cuore questa nazionale sarda e oltretutto speriamo anche di vedere uno stadio di Villacidro pieno con tanta gente che verrà a vedere questo torneo perché sicuramente farà vedere dei ragazzi che in futuro potrebbero avere anche delle possibilità per giocare in grandi squadre. Quindi questo è quello che mi premeva più dire. Se vuoi adesso ti leggo i convocati Sì. per il torneo che sono De Lugo Giovanangelo della Purie Forti, Sardo Davide che è della Simba, Collu Samuele del Gonus Fanadiga, Serra Alessandro della COS, Muredu Riccardo che è Mamoiada Folgore, Modesto Tommaso Civitas Tempio, Bergamin Diego del Terralba, Palmas Leonardo della CC Sarabus, Spina Federico del Selargius, Cosso Andrea della Frassinetti Elmas, Ligia Gioele del Simba, Pira Raffaele del COS, Sanna Federico del Pirri, Onis Davide Iglesia Santas, del Sena Samuel del Budoni, Bazzella Riccardo della Villa Cidrese, Lui Davide del COS e Pividi Tommaso del Selargius. Come vedete sono di tante squadre, quelle che poi alla fine hanno mandato più ragazzi per vederli in questa nazionale. Ci fa piacere perché sono stati presenti sia come dirigenti che come ragazzi, hanno dato il massimo. Ci auguriamo adesso in questo torneo di mettere in mostra. Lo scorso anno alcuni ragazzi che noi abbiamo portato in Corsica hanno avuto un grande successo, perlomeno sono stati chiamati dalle 2 squadre sarde professionistiche che sarebbero il Cagliari e la Torres. Non so fare i nomi perché queste sono cose meno importanti, ma l'importante è che appunto abbiamo messo in mostra dei ragazzi che poi sono andati a giocare nelle squadre professionistiche e quindi credo che il progetto sia un buon progetto. Abbiamo deciso anche quest'anno di partecipare con i giovani, di fare questo torneo con i giovani, cercando appunto gli elementi che secondo noi, di quelli che abbiamo visti, potevano rappresentare la nazionale sarda. Gabriele, torno da te prima e poi di tornare anche dal mister per sapere un po' anche dal punto di vista tecnico che tipo di torneo sarà, anche dal valore delle avversarie. Invece chiedo a te che torneo sarà, non dal valore sportivo, ma dal valore ovviamente organizzativo e simbolico, chiaramente. Di sicuro, fammi aggiungere una cosa al discorso preciso e puntuale del mister. Volevo ringraziare perché è una cosa che ho detto a tutti, a prescindere di chi veniva convocato o meno, che quello che ci auguriamo è che da questo progetto chi in questo caso non è stato selezionato riesca a percepire l'insegnamento di aver avuto l'occasione e di essere sempre pronti a trovarsi in queste sfide dove poi, come in qualsiasi altro ambito, si viene scelti per un motivo o per un altro, ma già il fatto di essere stati scelti deve essere un valore. Quindi un ringraziamento a tutte le società, che parliamo più di 40 società in tutta la Sardegna che hanno aderito e mandato i loro ragazzi. Volevo ringraziarle di cuore e fargli un grosso in bocca al lupo di vederle un giorno vestire la maglia della nazionale sarda ed essere pronti a difendere i colori sardi. Questo torneo è la prima volta che riusciamo a idearlo e a renderlo, in questo caso grazie a Villacidro, un pacchettino replicabile che può anche aumentare di nazionali senza dover togliere troppo sia
in fatto di energie, perché noi siamo tutti volontari di tempo, di impegni, cercando quindi di collimare i professionisti che si mettono a disposizione, che abbiamo già citato e citiamo spesso, sia le società con i loro impegni che hanno, che anche economicamente. Quindi grazie anche ai tanti sponsor che si sono prodigati, stiamo cercando di costruire un qualcosa che sempre di più dia l'accento alle società, agli sportivi, ai territori che ci ospitano, un valore per quello che valiamo. Perché non c'è altro da fare. Non dire che siamo meglio di altri, ma dire che esistiamo. C'è un altro spazio che non veniva coperto perché questi termini di nazionale non appartengono al riconoscimento FIFA che noi abbiamo, chissà quando, un domani, ma potremmo esserci benissimo come ci sono tante altre nazionali che non hanno uno stato vero e proprio. Quindi questo è il nostro percorso e la Berano Cup ci sta dando la possibilità di metterlo in concreto per la prima volta con un torneo che andrà a crescere sempre di più di nazionali. Ecco, Vittorio, torno invece da te per capire un po' quelle che saranno anche dal punto di vista tecnico le difficoltà e le sfide di questo torneo. Che squadre sono Corsica e Capoverde? Beh, guarda, la Corsica la conosciamo perché già lo scorso anno abbiamo affrontato i parietà lo scorso però erano 2009-2010, quest'anno siamo andati a scalare di un anno, abbiamo fatto il 2010-2011, probabilmente qualcheduno che già ha giocato lo scorso anno nella Corsica ci sarà, come qualcheduno dei nostri ha giocato anche lo scorso anno in Corsica, e conosciamo il valore dei corsi perché sono tutti ragazzi che giocano quasi tutti in squadre professionistiche in Francia e in Corsica, perciò è una formazione di tutto rispetto. Lo scorso anno ci è andata bene perché abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo pareggiato 1-1, poi abbiamo perso ai calci di rigore, ma per noi non era importante il risultato, ma bensì far vedere il valore di questi ragazzi, e credo che l'abbiano dimostrato. Infatti poi anche i dirigenti della Nazionale Corsa ci hanno fatto i complimenti perché, appunto, essendo tutti i ragazzi che giocano in squadre in Sardegna dilettantistiche, hanno dimostrato comunque di avere delle buone qualità e delle buone attitudini per giocare contro questi ragazzi che magari si allenano in modo diverso, giocano in modo diverso, comunque giocano anche spesso insieme, quindi questo ci ha fatto molto piacere. Per quanto riguarda invece Capoverde, è un'incognita perché appunto è la prima volta che li andiamo ad affrontare. Credo che sarà una formazione di forza, di grandi, magari forse un po' meno qualitativamente, però forte fisicamente, quindi noi dobbiamo invece contrapporre la nostra qualità alla loro esuberanza fisica probabilmente. Adesso io ho fatto un esempio, ma non li conosco e penso che comunque siano forti a livello fisico. Quindi questo è quello che noi ci andiamo ad aspettarci in questo torneo. Giochiamo la prima partita il 5 contro Capoverde alle ore 19, poi il giorno dopo giocheranno Capoverde contro la Corsica e il terzo giorno invece noi contro la Corsica. Quindi noi ci auguriamo innanzitutto che sia una bellissima manifestazione. Sicuramente l'impegno che ci abbiamo messo tutti quanti per organizzare questo torneo è stato immenso e anche non semplice, perché appunto non avendo delle possibilità economiche certe siamo dovuti andare a cercare gente e degli sponsor che ci hanno aiutato, e devo dire la verità ci hanno aiutato anche in modo abbastanza importante, perché molti ci hanno aiutato, e questo che ci ha fatto molto piacere. Vuol dire che anche la gente crede in questa nazionale, in questa possibilità di mandare avanti dei giovani, perché è quello che vogliamo poi fare. Noi guardiamo purtroppo anche i grandi giocatori, la nazionale italiana è 12 anni che non partecipa ai mondiali, non riusciamo ormai più a sfornare anche dei campioni in Italia, se non raramente qualche giocatore, quando invece prima il campionato italiano era quello più venduto al mondo come visione e soprattutto erano il campionato dove tutti i grandissimi campioni volevano arrivare a giocare, cosa che invece adesso purtroppo non è più così, perché il calcio italiano ormai la fa da padrona agli stranieri, con magari secondo il mio punto di vista meno qualità rispetto ai giocatori italiani che magari non fanno giocare,
forse più forti fisicamente, ma questo bisogna anche vederlo, non è una cosa certa, però a livello qualitativo so che gli italiani sono molto più forti dei giocatori stranieri che arrivano, e lo dimostrano le varie nazionali minori, tipo l'Under 21, tipo l'Under 17, l'Under 19, che arrivano a giocare le finali dei campionati europei, dei campionati mondiali. Quindi vuol dire che le qualità le abbiamo, che poi invece magari crescendo non riusciamo a farli giocare per altri motivi. Mi dispiace questo, e quindi noi stiamo cercando in questo caso di mandare avanti questi ragazzi che magari hanno avuto meno visibilità giocando magari in tante squadre dove non c'è la possibilità magari di mandarli in squadre professionistiche per farli allenare magari in un altro modo, comunque per visionarli, e quindi noi stiamo cercando di fare quello. Ci auguriamo di riuscirci. Ripeto, grazie a tutti quanti tutti quelli che ci hanno aiutato, i comuni, e volevo Gabriele si è dimenticato di citare ancora due ragazzi che fanno parte dello staff tecnico, che sono Ferruccio Ligia, che è il preparatore dei portieri, e Giancarlo Bui, che è un altro collaboratore tecnico mio, di Gianfranco e di Massimo Meloni. Quindi ringrazio anche loro, perché veramente ci stanno mettendo anima e cuore e corpo per far sì che questo torneo sia disputato nel migliore dei modi, e li ringrazio pubblicamente. Gabriele, torno da te e anche da Giovanni per raccontarci un po' quelle che sono anche le specificità di questo torneo, no? So che c'è un pallone particolare, giusto per fare un esempio. Sembra, Giovi, abbiamo un pallone del torneo. È qua, lo vuoi far vedere tu? Dai, sì. Lo fa vedere Giovanni il pallone. Guardate che pallone dovremmo usare. Che pallone è questo? Quello dei mondiali. Per l'occasione, visto che i ragazzi giocheranno contro una nazionale che si è qualificata ai mondiali per la prima volta, la seconda nazione più piccola al mondo, quella capoverdiana, che in gran parte è costituita anche dai giocatori che militano nei campionati della diaspora, quindi sicuramente avremo un livello molto alto, come accennava anche il mister. Sarà una bella sfida anche confrontarci con delle realtà che hanno tutto un altro percorso. Se voi andate a seguire la pagina dei capoverdiani diaspora, hanno appena terminato un amichevole con l'Haiti diaspora, perché loro usano queste possibilità riconosciute dai loro governi e dalle loro federazioni per poter far crescere i loro talenti fuori. Io qui lancio la sfida a chi ci ascolta, a chiunque vive fuori dalla Sardegna, di farsi avanti, perché se avremo modo e fortuna di continuare con questo progetto, sarà nostro piacere, intento anche, giusto mister, andare anche fuori a vedere i ragazzi sardi che potrebbero esserci. Faccio un esempio, in Germania, sappiamo che ci sono molte comunità di sardi, in Francia, senza poi Spagna, o anche chissà da dove, quindi sarebbe bello poter dare la possibilità anche a quei ragazzi sardi. Sappiamo già di uno che a 11 anni gioca nel Barcellona, un altro gioca nello stesso campionato dove c'è il Barcellona, che non vedono l'ora di poter portare i loro figli a farli visionare al mister. Quindi il nostro augurio è che questo torneo dia queste possibilità, che in altro modo non dico che sono impossibili, ma sono difficili da dargli il giusto accento, perché giustamente chi è impegnato in altre attività come le leghe ufficiali o altro non possono pretendere di coprire tutti i livelli. Noi non andiamo a sostituirci, ma andiamo a dare il giusto accento e a divertirci anche, perché noi lo facciamo per dare anche questo spirito differente ai ragazzi, fargli vivere un'esperienza nuova, dare possibilità giusta a tante persone. Cosa vuoi aggiungere tu? Che se no si sta già lamentando che non lo faccio parlare, no? Cosa vuoi aggiungere, Giovi? Vi aspetto, tu dillo bene in camera, guarda. Vi aspetto dove? A Villa Cidro. Ma aspetta che rimettiamo il programma, così è più facile per Giovanni. Abbiamo un bellissimo campo, abbiamo dei partner bellissimi che ci ospiteranno con un bar splendido. Avremo una birra artigianale, lasciatemelo ringraziare il mio amico Christian Frau della Volpe e Lupolo di Simmagis. Metteremo tutti in condizione di passare una bella serata. In più vi anticipo che l'ultima giornata sarà davvero una grande festa. Faremo il coro di Mores che ci segue dalla nascita, che canterà l'inno dal vivo. Avremo Gianluca Festa che premierà, sarà il nostro altro testimone insieme a Giovanni dell'evento,
ci darà la possibilità di premiare il migliore in campo, che vedremo insieme con chi è presente di scegliere, e saremo in diretta televisiva. Il giorno della finale sarà una grande festa per tutti. Gli altri giorni saranno coperti comunque sia da riprese mediatiche con highlights, approfondimenti, ma l'ultima giornata sarà una grande festa che ci auguriamo di riempire, giusto? Ecco, ricordiamo di nuovo le date, le stiamo vedendo, Gabrielli, quindi si parte il 5 giugno alle 7, Sardegna Capoverde, poi sabato 6, sempre alle 19, Corsica contro Capoverde, poi domenica la grande festa, Sardegna contro Corsica, sempre alle 19, mister, anche per cercare di... Scusami, anche per cercare di... Vai. Ho detto ingresso libero. Diciamolo bene a Ecco. voce alta, perché non sia mai qualcuno pensi pensi male in qualche modo. No, volevo dire, mister, anche per non vendicarsi, però siccome l'anno scorso, no, è finita i rigori in Corsica, stavolta no? Sarebbe bello. Innanzitutto non è una partita singola, ma sono 3 partite in pratica, perciò lì adesso si stabilirà se si va in parità nei tempi regolamentari, si andrà subito ai calci di rigore per decretare la vincente che prenderà 2 punti e la perdente 1. Quindi poi alla fine del torneo si aggiudicherà il torneo chi avrà fatto più punti o comunque avrà vinto di più di un'altra, sia o ai calci di rigore o in campo. Noi ci auguriamo che sia la Sardegna. Non sarà una cosa semplice perché appunto conosciamo il valore delle altre squadre, però non partiamo sconfitti, ci metteremo sicuramente l'orgoglio che a noi sardi ci contraddistingue e perciò credo che sarà soprattutto una bellissima partita. Viva la nazionale sarda, viva la Sardegna, e comunque un ringraziamento anche a Corsica e a Capoverde che hanno partecipato volentieri a questa grandissima manifestazione. Assolutamente sì. Gabrielli, sarà anche l'occasione poi per vedere le nuove divise, giusto? Della nazionale. Sì, man mano stiamo crescendo grazie al nuovo sponsor tecnico che dall'anno scorso ci sta a fianco, è un fratello, un caro amico siciliano francese perché vive a Marsiglia, lasciamolo salutare, Giovanni Privitera. Quest'anno poi lanciamo la linea dei dirigenti e dei calciatori. Quella che possiamo vedere sono le felpe. Quella verde sarà quella che useranno i ragazzi e quella bianca è quella che hanno già i dirigenti come Giovanni, io no, stranamente. La maglietta è la nuova maglia dei dirigenti, veramente una bellissima mise con i richiami sempre all'albero del radicato che ci accompagna dalla nascita, per dare valore sempre a un periodo, un contesto storico che ancora oggi è in me è più che sconosciuto, lasciamelo dire, quindi per noi è occasione non di dire che siamo più forti in un periodo storico, ma che non venga riconosciuto ancora come un periodo importante per la nostra terra, quel periodo dei giudicati d'Arborea e di tutti i giudicati sardi. È motivo di orgoglio poterlo portare sulle spalle e sul petto come stiamo facendo. Queste le foto splendide. Lasciami aggiungere il nostro Matteo Six, fotografo che sin dalla nascita ci segue. Ormai ha fatto anche un figlio che tra un po' vestirà la maglia, è già partito. È già pronto. Va bene, allora chiudiamo questa bella occasione, insomma, anche di vivere insieme, di dare insieme a voi i convocati per questa Beranu Cup, ricordando gli appuntamenti. Si inizia venerdì 5 giugno alle 19 a Villa Cidro, la prima partita del torneo. Guardate, lo rimettiamo giusto per l'ennesima volta, così che non si possa dire che non siamo precisi. Alle 19 Sardegna contro Capoverde, sabato Corsica contro Capoverde e poi l'ultima domenica sera Sardegna contro Corsica, che come abbiamo detto prima sarà anche trasmessa in TV. Ricordiamo dove, Gabrielli? Canale 79 digitale terrestre, RTS, esatto, un progetto Campo da Gioco di cui faccio parte, sono anche molto fiero come commentatore tecnico. Non so a che livello, lo sai meglio tu, Fra. Io mi impegno dal mio contenuto e lasciami qualche perla ce l'hai regalata, diciamo così, qualche perla ce l'hai, di tirarle fuori perché sennò sarebbe troppo esatto. Vabbè.
se fossi commentando te in chiusura, come mi è successo in una partita, questo ragazzo ha tirato un tiro di una potenza esplosiva e ci è uscito spontaneo bombigè, cioè non puoi chiamarlo se non sbaglio hai anche citato il mister, hai detto un tiro alla Pugedo, se non ricordo male hai detto una cosa del genere, quindi insomma sul set, direi che insomma era una citazione dotta da quel punto di vista. Va bene, allora grazie a mister Vittorio Pugedo. Vittorio, ci vediamo in campo, ci vediamo in questi Grazie giorni, a voi va bene? In bocca al lupo, a Grazie. Presto, un abbraccio a tutti. E grazie anche a Gabrielli e a Giovanni, anche con loro ci ritroveremo chiaramente venerdì 5 a Villa Cidro per la gara iniziale della Beranu Cup, che come sempre potrete seguire anche su 131 in forma testuale, quindi vi terremo aggiornati, vi faremo compagnia chiaramente anche noi con tanti contenuti come sempre. Quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è quindi per venerdì 5 per l'inizio di questa Beranu Cup. Buona serata e ciao! Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.